Quello che sta scritto nel contratto di governo è proprio questo, cioè vuol dire non essere in balia del giudice, dell'interpretazione del giudice, vuol dire appunto chiarire cosa significa la proporzionalità della difesa. È tutto là, quelle situazioni che appunto sono state dette prima, che chi si è trovato a subire un'intrusione, si è trovato sul banco, diciamo, degli imputati, sta tutta rinchiusa in questa proporzionalità che è da chiarire. Però secondo me questa è la punta dell'iceberg. Noi dobbiamo agire un po' su tutta l'apparato della giustizia, perché secondo me se andiamo ad agire, innanzitutto le forze dell'ordine devono avere più mezzi e devono essere più presenti sul territorio, assolutamente, e quindi fare il ladro deve essere un po' meno conveniente. Secondo, le pene appunto per furti, intrusioni e tutto e quant'altro devono essere certe e molto più severe, solo così contrasti il fatto che la gente ti entri in casa, perché appunto la legittima difesa è l'ultimo, cioè vuol dire che qualcuno ti è già entrato in casa e tu sei già in pericolo. Dobbiamo impedire, non dobbiamo ritrovarci nella situazione di doverci difendere. E quello si affronta, questo però questo va affrontato mettendo mano alla giustizia. Il reato zero magari, no, reato zero, però come... pene più certe, giustizia efficace, eccetera. Quello che si diceva prima, che la gente non va più a denunciare, perché appunto è in balia di un giudice. Ai tempi biblici pagare un avvocato ti costa quasi più del danno che hai subito, e quindi tutto questo messo assieme fa sì che appunto si arrivi alla soluzione facile: prendo una pistola. Poi quando hai una pistola in casa, calma, perché tu hai fatto dei corsi, hai imparato a sparare al poligono, forse. Però poi magari hai un ragazzino di 16 anni, 13 anni che per fare la bravata ti prende in mano una pistola e poi quello che succede, succede. Qua rispondono, credo, a Bisinella che questo è un provvedimento urgente invece, no? Invece l'osservazione che lei muoveva a voi è che è un po' per nascondere altre mancanze. Cosa dice Scarabello? Ripeto, decreto dignità primi di luglio, 30 giorni dopo il giuramento del governo, non è questione di propaganda, è questione di fare le cose con criterio.